Ben ritrovati gentili amici e amiche, la visione all'ascolto con gli speciali di friulitv.net, oggi dedicato alla sanità del Friuli Venezia Giulia, e ringrazio subito perché è già collegata con noi Simona Liguori dal suo studio di Udine per parlare di importanti iniziative, ma soprattutto qualcosa che al tempo veniva così, passava per vie traverse, stranamente nei giorni d'oggi invece sta maturando in maniera esplosiva. È così, Simona Liguori? Omar, buongiorno, grazie dell'invito con i tuoi telespettatori, un caro saluto. Sì, il discorso riguarda naturalmente una parte della nostra sanità, che è quella parte delle cure Covid. Ricordiamoci che appunto siamo stati nei mesi scorsi purtroppo maglia nera dei decessi per Covid, quindi abbiamo avuto questo tristissimo primato in Italia di avere più morti Covid. A questo si era accompagnato anche la denuncia da parte degli anestesisti rianimatori della nostra regione, che appunto avevano posto al presidente Federiga, all'assessore Riccardi, tanti alert su come appunto le strutture ospedaliere erano sotto pressione, e chiedendo anche delle spiegazioni di quelli che erano appunto i posti letto delle terapie intensivi, la disponibilità di avere posti letto e l'effettiva invece realtà di quanti posti letto erano a disposizione. Questa vicenda è stata portata appunto anche in commissione regionale, ha scatenato purtroppo soltanto polemiche, non da parte dei medici e degli infermieri, intendiamoci, perché loro hanno fatto e continuano a fare il loro dovere. Dalla parte politica invece della maggioranza e della giunta, questi medici che avevano segnalato queste difficoltà sono stati invece fatti segno di molte critiche non benevole, accusando anche di essere politicizzati, cioè situazioni veramente molto, molto brutte, Omar, da dimenticare quello che ho visto appunto in Commissione Terza Sanità. Invece degli ultimi giorni, delle ultime ore, il servizio che è stato fatto appunto su una rete televisiva Infatti, proprio. se permetti, Simona, mi hai un po' anticipato, no? Perché volevo dire un po' da fuoco amico in un certo senso, no? Nel senso che chi ha mosso un po' che ha fatto, non dico aprire il vaso con tanto di coperchio gettato nel cortile, però in un certo senso magari uno dice, se c'era, non so, per fare dei nomi, Report piuttosto che Presa Diretta, allora potevano dire chiaro, arrivano dall'altra parte, ci fanno l'attacco. Invece proprio da una trasmissione tra l'altro di Mediaset molto vicina anche all'attuale maggioranza di governo del Friuli Venezia Giulia, anche per simpatia e non per quanto riguarda le loro iniziative, fa pensare che in Italia finalmente si può fare anche giornalismo libero senza tanti bavagli, no? Omar, Non so credo se che l'hanno fatto appunto. apposta o meno, però insomma fa pensare questo, no? Guarda, Omar, dal mio punto di vista, che tu sai, io di mestiere sono un medico, adesso sono in consiglio regionale in aspettativa, ma non ho mai perso il contatto non solo con i professionisti della sanità, ma con gli ammalati e familiari. Ti posso dire questo: da dovunque venga come dire, la chiarezza, la trasparenza e anche il desiderio di confrontarsi proprio per capire dove ci sono state dei momenti di crisi e anche delle difficoltà, per poi costruire ed essere più forti, ben venga. Quindi voglio dire, che lo faccia Mediaset o che lo faccia Rai 3 o che lo faccia giustamente Omar Costantini nel fare un'informazione costruttiva, io prendo come insegnamento questo fatto. Sappiamo che chi lavora sbaglia, Omar, questo lo Questo è sappiamo. un dato di fatto, insomma. Perfetto. Penso anche che però, come dire, il giocare con le parole, a dire da attivabili a attivati posti letto, perché questo viene detto proprio nella trasmissione Mediaset che è andata in onda appunto ieri sera, dove si parla appunto che dei tanti posti letto per i quali la regione ha preso i finanziamenti che doveva attivare, ne ha invece attivati una parte molto esigua. E giustamente l'anestesista, il medico anestesista, quando viene appunto intervistato dalla giornalista di Mediaset, dice sì, è inutile parlarci di attivabili in 24-48 ore. Sappiamo che un posto di terapia intensiva Certo.
proprio perché ha una cura molto specialistica e ha bisogno di personale specializzato, non lo attivi in poche ore. Chiaro. Senti, Simona, chiaramente la logica, anzi il linguaggio della comunicazione vorrebbe che tra di noi ci fosse il lei, no? Però visto che ci conosciamo da tanti anni, mi permetto di darti del tu soltanto perché, ripeto, ci conosciamo da tanti anni e anche perché il modo di fare trasmissioni mie è quello proprio di parlare direttamente al telespettatore e all'utente che in questo momento è collegato sia in diretta che in differita. Sei stata la prima, possiamo dirlo, attraverso proprio questa nuova realtà di web TV del Friuli Venezia Giulia, se non ricordo male, correggimi, era il 2020, anzi 2019, parliamo ancora del 2019, ancora pre-pandemia, no? Quando si parlava che qualcosa non andava, eccetera. All'epoca si disse, ma insomma siamo appena alle fasi preliminari, abbiamo appena preso in mano la situazione, vedete che le cose cambieranno. Poi chiaramente è arrivato il Covid un po' a mettere in chiaro la situazione e oggi al di là delle chiacchiere, come si dice in questi casi, perché giustamente tu l'hai sottolineato, oltre ad essere una rappresentante di un'area politica, sei anche una professionista del settore, ma almeno quando parli da me, parli più da professionista del settore che da responsabile di un riferimento di un'area politica, in questo caso in minoranza in Consiglio regionale. Forse manca da parte di coloro che in questo momento stanno nelle stanze dei bottoni, direttamente o indirettamente, magari a scendere dallo scranno politico, essere magari un po' più chiari, cioè come hai detto tu, chi non lavora non sbaglia mai. Dunque magari dire, vabbè, abbiamo cercato di fare qualcosa, però purtroppo non sempre 1+1 fa 2 e dobbiamo un attimo fare un passo indietro e capire il perché le cose non hanno funzionato. Invece purtroppo, va detta la verità, da parte di chi sta in questo momento nello scranno seduto a comandare, tenta sempre di sviare la situazione, magari dando colpe più esterne che interne. Omar, io sono abituata a ragionare anche con gli atti alla mano. Riconosco che appunto con te avevamo iniziato già proprio a fare delle riflessioni, perché è chiaro che le difficoltà nella sanità del Friuli Venezia Giulia non nascono con la giunta Fedriga. Non vogliamo puramente spostare sul piano proprio dei colori e delle bandiere, ma diciamo anche che, come dire, anche un atteggiamento da parte di tanti colleghi nell'aula consiliare di Trieste di cercare in qualche modo di porre i problemi viene tacciato soltanto appunto di discorsi di bandiere, discorsi politici. Ora ci sono due considerazioni, siccome abbiamo detto che parliamo attraverso gli atti, proprio a seguito di questa come dire, inchiesta che a livello nazionale ci sta mettendo sotto i riflettori, io ho chiesto un accesso agli atti proprio alla Direzione Centrale della Salute, anche per mettere nelle condizioni di questo organismo tecnico dell'assessore Riccardi di rispondere in base naturalmente anche a queste segnalazioni che sono state fatte. Quindi parleremo attraverso gli atti, sarà mia premura quando appunto avrò delle risposte, portarle anche a te e condividere naturalmente, commentarle in una tua diretta, perché la gente deve comunque sapere. La seconda osservazione che faccio è che purtroppo, tenendo le cose in un determinato modo, la macchina prima o poi va fuori di strada. E perché sta andando fuori di strada? Perché a differenza della prima ondata, ricordiamo ai telespettatori che noi siamo nella quarta ondata in Friuli Venezia Giulia, e a differenza della prima ondata, adesso i professionisti sono veramente non sotto pressione, di più medici, infermieri, OS, autisti, soccorritori, tutte le persone che lavorano negli ospedali, nei reparti e sul territorio non ce la fanno veramente più per tanti motivi. L'impegno con gli ammalati, perché tu sai quante persone sono contagiate, quante persone sono appunto anche negli ospedali, perché c'è tutta una sanità no Covid che viene lasciata cristallizzata e ferma, perché il mondo non è solo il virus, è un diritto della salute che deve essere fatto soprattutto nelle persone che certo hanno il virus, ma anche in quelle che non hanno il virus, e soprattutto perché vediamo nella nostra azienda ospedaliera di Friuli Centrale, noi abbiamo avuto in ospedale 152 dimissioni
di infermieri, 70 pensionamenti, servono 400 nuove assunzioni di infermieri per coprire il fabbisogno, e un altro punto chiave sono i medici del pronto soccorso. Noi abbiamo 50 medici dei pronto soccorso della nostra regione che non ci sono, 20 licenziamenti su 120 operativi, perché cercano naturalmente anche di avere dei lavori meno gravosi. Cioè, signori, qua si sta veramente perdendo la forza lavoro della nostra sanità per tanti motivi. Facciamo un po' in sintesi, se permetti, Simona, anche magari per i non addetti ai lavori, un po' meno di propaganda e un po' più di realtà dei fatti, insomma, no? Non tanto paginate o interviste da 20 minuti, tanto per dire siamo bravi, abbiamo fatto, tutto bello, sono tutte fandonie, chi racconta, eccetera. Poi purtroppo i dati sono i dati, no? Perché tu stai parlando, hai detto, con la carta in mano. Invece quando si parla senza carta si va a rischio anche di lasciarla in un certo senso, no? E quando rimane poi non la togli, perché puoi buttare quanta candeggina vuoi, ma purtroppo una volta lasciato il marchio, oppure come si dice in Friuli, il timbro, non si scappa, no? Ma purtroppo queste tue parole sono veramente molto profetiche, le ho dovute usare proprio ieri in consiglio regionale a Guarda che poi proposito ti di... chiedo il copyright. Sì, lo faccio volentieri. Allora, vai, sì, no, prosegui. Ma per amor di Dio, ben venga, perché veramente stemperare questi momenti di tensione, perché stiamo parlando onestamente di una realtà che è sotto gli occhi di tutti, molto oggettiva. Ieri ti ho detto, volevo dirti solo questo, che in consiglio regionale ho dovuto proprio usare le tue parole. Io e te non ci eravamo parlate fino a questo momento, perché ho detto la narrazione sulle liste d'attesa, parlavamo proprio, la narrazione che viene da Fedriga e da Riccardi è molto diversa da quella che è la realtà che ogni giorno medici, infermieri e malati mi prospettano, ma l'ho detto rivolgendomi ai colleghi consiglieri, perché non è che sono la gallina dalle penne bianche. Ho detto, cari colleghi consiglieri che rappresentate i vostri territori, ogni giorno vi vengono dette queste cose. Quindi la narrazione purtroppo sta veramente fissa al palo, mentre la realtà che c'è fuori è una realtà molto impegnativa. Per quello dico, lavoriamo No, ma insieme. sono perfettamente d'accordo con te, perché appunto sei una delle poche che quando interviene parla da tecnico, non da politico. Chiaramente è come se mi mettessi a parlare io di sanità, direi cose castronerie totali che non proprio con lo 0, infinito che c'entra un tubo rispetto a quello che è la realtà dei fatti. Senti Simona, per concludere, ci puoi spoilerare qualcosa in merito alle immediate future iniziative che prenderai tu insieme ai tuoi colleghi per quanto riguarda il riferimento ai cittadini o comunque l'area del centro-sinistra? Le iniziative, Omar, sono delle iniziative che reputo veramente molto importanti, perché vengono portate, provocate e scritte in qualche modo proprio dagli addetti ai lavori del mondo della sanità. Noi abbiamo il problema naturalmente oltre che degli ospedali, naturalmente dell'assistenza domiciliare, medici di famiglia, guardie mediche e USCA, che sono appunto i medici Covid che vanno nelle case a curare chi è malato. Rimanendo su medici di famiglia e guardie mediche, ieri abbiamo anche noi sottoscritto come cittadini, ma come a livello unanime, una mozione portata proprio dalla Lega, dal consigliere Moras. Abbiamo ritirato la nostra, che parlava proprio di incentivare le guardie mediche, sostenere i medici di famiglia, proprio perché le persone non debbano andare per ogni cosa nei pronto soccorso che scoppiano. Abbiamo preferito, per evitare appunto di dividerci su questo tema, ritirare la nostra mozione dei cittadini, però abbiamo anche annunciato che sulle iniziative che abbiamo chiesto proprio per sostenere le guardie mediche, le zone carenti, il problema che i sindaci ogni giorno segnalano. Tra l'altro domenica non c'era guardia medica né a Palmanova né a Cervignano, ho telefonato io personalmente, capisci? Ma poi l'ho segnalato naturalmente anche a chi di dovere, perché il messaggio in segreteria telefonica rimandava da Ponzio a Pilato e da Pilato a Ponzio l'utente. Questa è un'iniziativa che seguiremo con particolare interesse proprio per avere
delle azioni concrete, non può essere sempre, come dire, Roma che deve decidere che cosa dobbiamo fare noi in sanità, e se lo deve fare in certi casi, allora vogliamo che la nostra regione batta i pugni sul tavolo con Roma. Certo. Io ringrazio come sempre Simona Liguori per la partecipazione, chiaramente rimaniamo aperti anche per eventuali controrepliche da parte di chi si è sentito tirato per la giacchetta o per il bavero del colletto, insomma siamo qua come sempre a disposizione. friulitv.net nasce proprio per questo. Grazie Simona, buon lavoro, chiaramente qualsiasi novità sai dove citofonare. Grazie Omar, in bocca al lupo per tutte le belle iniziative che farai. Arrivederci a tutti. Noi partiamo, poi sai com'è, in corso d'opera dobbiamo gioco forza anche limare, no? Ma usiamo la lima, quella giusta, perché tante volte magari col tornio automatico rischi di sbagliare, fai più corto e poi hai noi del buttare via tutto. Grazie Simona, buon lavoro, rientriamo in studio, soltanto per dirvi che termina qui questo speciale, le news continuano sul nostro sito friulitv.net, per quanto riguarda invece i nostri audio video giornale, intorno alle 12:30, 13 saremo live con voi per quanto riguarda le ultimissime dal Friuli Venezia Giulia. Come si dice nella lontana provincia dell'impero, mandi e alla prossima. Ci portano più speranza, più fiducia, uno sguardo che finalmente si alza verso il futuro. Per ricominciare con la tua attività, con la tua professione, per allargare i tuoi orizzonti, ricomincia con noi. Contatta il nostro ufficio pubblicità. È il momento giusto per ripartire insieme. Chiamaci ai nostri contatti